Si è conclusa a Siracusa la sesta edizione del Coffee Show Latte Art. La manifestazione si è tenuta in Ortigia, consolidandosi anno dopo anno come uno degli appuntamenti più importanti per gli appassionati della latte art. Lo confermano la presenza dei più illustri nomi della latte art nazionali ed internazionali e la partecipazione delle più importanti aziende del settore. Il punto di forza della manifestazione organizzata dall'Associazione Culturale Enogastronomica Mangiare Bene e non solo è l'attenzione che viene rivolta ad un settore sempre più in crescita e che coinvolge migliaia di professionisti in tutto il mondo. Il coordinatore dei soci Sky Italia, Specialty Coffee Association of Europe, Marcello Vitellone, ha scelto il Coffee Show per incontrare i soci e affrontare le problematiche. La prima giornata è stata dedicata alla tappa di selezione valida per l'accesso alla finale dei campionati nazionali di latte art che si svolgerà al SIGEP di Rimini dal 20 al 25 gennaio 2017. A conquistare il podio e avere diritto all'accesso diretto alle finali categoria CILA, Matteo Beluffi, già vicecampione italiano di latte art nel 2015. Sai chi è il primo classificato a Siracusa? Sai chi è? Chi è? Io sì lo so. È per quello che fa l'applauso. Matteo Beluffi! Matteo Beluffi! Congratulazioni! Al secondo posto il siracusano Damiano Giarratano, alla prima esperienza di gara. Domenica si è svolta per la prima volta a Siracusa una competizione amichevole denominata Crazy Blind Latte Art, che ha visto coinvolti alcuni campioni nazionali di latte art provenienti da tutta Europa. I partecipanti hanno preparato le loro bevande al latte e caffè decorate con la tecnica del latching e del free pour in contenitori particolari. I migliori fra loro si sono poi cimentati nella difficilissima manche bendata, una prova in cui è fondamentale mantenere a livelli elevatissimi la concentrazione. Sul podio sono saliti rispettivamente la campionessa polacca Agnieszka Rojewska, Giuseppe Fiorini e il greco Michalis Karagiannis. Il premio speciale Fabbri è stato conquistato dallo svizzero Milo Kamil per l'utilizzo del topping Fabbri come decorazione.